Le scuse di Firetto di ieri e alle scuse di Firetto di ieri che vanno a constatare un mancato servizio, comunque una situazione deleteria relativamente al servizio rifiuti in città, Agrigento che soffre, devono seguire sicuramente i fatti. E quindi sono due le richieste che l'opposizione nella mia persona fa. Una, di togliere ovviamente l'incarico a tutti quegli assessori, compreso l'assessore Amel, che non stanno producendo nessun tipo di fattore favorevole per la città, anzi. E la seconda è molto più importante, ovvero andare a sgravare da queste bollettazioni emesse ai cittadini di Agrigento la parte relativa al mancato servizio, che non nasce da una chiusura in discarica di questi giorni e non nasce dalle assemblee sindacali degli operatori, nasce da un servizio gestito da subito malissimo. Quindi è il caso di incominciare, non dico ad indennizzare il danno perché sarebbero cifre molto alte, ma di togliere quella parte che il cittadino non vede nei servizi dalla bollettazione Tari, oggi sempre più cara.